contagi in calo, il direttore dell'ULSS 2 Benazzi preoccupato per le conseguenze della riapertura delle scuole. Vaccination Day di professionisti e volontari il 10 febbraio. Per ora le scuole superiori del Veneto restano chiuse. Il TAR ha respinto l'istanza di sospensiva presentata da un gruppo di genitori contro l'ordinanza regionale. Il Veneto sta attraversando la terza ondata, lo ha confermato oggi il presidente Zaia, che ha annunciato l'intenzione di anticipare le vaccinazioni subito agli over 75. La crisi non colpisce solo i negozi di Treviso. A Conegliano molte le serrande abbassate definitivamente. L'Ascom si appella alle istituzioni: aiutateci a far risorgere il centro. È morta a 89 anni in casa di riposo a Santa Bona Ettorina Arman, storica proprietaria dell'osteria di via Manzoni a Treviso, fondata dal bisnonno nel 1872. Era affetta da diabete mellito, ma i genitori non lo sapevano. Bambino di 10 anni salvato dal personale medico al punto di primo intervento dell'ospedale di Cortina. L'ex Pured Canzian racconta: questi mesi lontano dallo spettacolo a causa della pandemia, mi manca il palco, ma torneremo a sorridere e a sperare. Buonasera e ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque, lo avete sentito ora dai titoli, continua il trend del calo dei contagi anche e soprattutto nella Marca trevigiana. Questo permetterà all'attività ordinaria di poter lentamente ripartire. Il direttore generale Benazzi però si dice preoccupato della riapertura delle scuole perché influenzerà negativamente la trasmissione del virus. Oggi la sentenza del TAR del Veneto ha dato ragione a Zaia sullo slittamento della riapertura in presenza a febbraio. Sentiamo. Non mi fa paura il giallo, le devo dire la verità, mi farebbe molta più paura il rientro nella scuola, perché purtroppo è più facile che gli assembramenti siano fatti dai giovani. A dirlo è il direttore generale dell'ULSS Marca Trevigiana Francesco Benazzi, non il presidente Luca Zaia, non il dirigente scolastico Carmela Palumbo, ma un uomo di sanità che oggi ha chiaramente specificato che il ritorno nelle scuole, come già sta accadendo in molte regioni, andrà ad influenzare negativamente la trasmissione del virus. Noi abbiamo oggi una sessantina di classi in quarantena. Quando erano aperte anche le scuole superiori, secondo grado, eccetera, e queste erano circa 200. Lei capisce che i contagi, quindi familiari, vengono quadruplicati, quindi è chiaro che il TAR lo ha capito. Una sentenza che Benazzi definisce un segnale etico, dove la priorità è data alla vita, alla sicurezza delle persone più fragili. E se oggi la Marca vanta un indice R conti intorno allo 0,70% contro l'1,36% del post-natale, oltre al comportamento virtuoso dei trevigiani, è anche grazie alle restrizioni a cui sono stati sottoposti. Benazzi intanto azzarda anche una previsione sulla possibile nuova data del Vaccination Day, previsto inizialmente per il 23 gennaio, slittato a causa dei tagli delle forniture Pfizer. In quella data saranno immunizzati almeno con una prima dose, oltre ai medici, anche odontoiatri, farmacisti e volontari. Noi speriamo sia verso il 10 di febbraio, se effettivamente la Pfizer riesce poi a darci tutte le dosi che ovviamente oggi mancano. Noi con le dosi che sono arrivate ieri riusciamo a fare solo i richiami, che sono circa oltre 15.000. Riaprire l'attività ordinaria con le visite specialistiche e tornare a gestire la cronicità. Se il trend del calo dei contagi dovesse essere confermato, Benazzi assicura che si potrebbe tornare a regime già nel mese di febbraio. E dunque avete sentito contagi in calo anche nella Marca, 30 nella provincia di Treviso nelle ultime 24 ore, 1.007 invece per quanto riguarda i positivi in più nel Veneto, 2.428 le persone ricoverate in area non critica, 326 invece in terapia intensiva. E il Veneto sta attraversando la terza ondata, lo ha confermato oggi il presidente Zaia nel corso della conferenza stampa all'unità di crisi di Marghera. Domani si saprà se la regione resterà arancione o verrà dichiarata gialla. Zaia ha inoltre annunciato che il Veneto riuscirà a completare le seconde somministrazioni dei vaccini nonostante i tagli Pfizer ed è intenzionato ad aprire subito anche agli over 75 e non solo agli over 80. Io penso che qui la terza ondata sia arrivata, perché comunque
noi abbiamo dato tanto. Il Veneto sta attraversando la terza ondata di coronavirus. Per il picco esponenziale di contagi, per la mortalità e i parametri di ospedalizzazioni in escalation in poco meno di un mese. Un'ondata, dice Zaia, che se fosse arrivata a febbraio avrebbe messo in ginocchio anche il Veneto. Noi abbiamo avuto una concentrazione di ricoveri di mortalità su un brevissimo periodo, cosa che altri non hanno avuto. E questo è il tema dell'eccezionalità. Una ragione questa per guardare con attenzione alla decisione di domani, quando la nostra regione saprà se sarà diventata gialla o se sarà confermata arancione. Per noi la zona arancione è stata, come si può dire, prudenziale, ma non avente titolo, perché vi ricordo che noi non abbiamo mai avuto in questa seconda ondata, da quando sono state istituite le zone, un colore diverso dal giallo. Nessuna novità invece sul fronte vaccini, con la speranza di tornare a regime con la prossima fornitura Pfizer, che permetterà di allargare, Zaia se lo augura, anche lo spettro della prima vaccinazione alla popolazione. Noi diciamo ultra 80 anni, ma abbiamo chiesto che si faccia ultra 75 anni, in maniera tale che, diciamo, lo spettro d'azione sia ancora più importante. Da qui, per accelerare la corsa contro il tempo, la disponibilità dichiarata dal governatore di molti imprenditori veneti, pronti, pare, a fare la loro parte con l'aiuto della finanziaria regionale. Posso garantire che c'è chi è disponibile. Un passaggio poi sui tamponi fai da te. La sperimentazione del dottor Rigoli è ultimata. I dati a breve arriveranno a Roma. E sempre a Roma, Zaia oggi ha mandato un nuovo messaggio, anche alla luce delle dichiarazioni del Premier Conte sulla riforma dell'articolo 5 della Costituzione. Che sia chiaro che noi non ce la siamo messa via. C'è appena finita l'emergenza, si sappia che noi torniamo in mimetica. E noi non siamo per la rissa, per i casini, ma noi l'autonomia la vogliamo. Per ora le scuole superiori del Veneto restano chiuse. Il TAR infatti ha respinto l'istanza di sospensiva presentata da un gruppo di genitori contro l'ordinanza del presidente Zaia. Noi non stiamo facendo i salti di gioia, non abbiamo vinto nulla, cioè prendiamo atto che la nostra ordinanza aveva, come si può dire, una spina dorsale diritta. Hanno valutato fino in fondo la nostra memoria e quella del direttore scolastico regionale, e penso che le motivazioni ci siano state tutte. È l'ulteriore dimostrazione che qui non si fanno le ordinanze per partito preso. Commenta così il presidente Zaia la decisione del TAR, che ha respinto l'istanza di sospensiva presentata da 17 genitori contro l'ordinanza regionale che aveva bloccato la didattica in presenza per le scuole superiori fino al 31 gennaio. Per le famiglie e i legali che le hanno supportate in questa vicenda, però, la partita non è ancora chiusa. Ho ritenuto che le nostre ragioni non appaiono del tutto sfornite di elementi di fondatezza, quindi la questione è tutt'altro che decisa e quindi si deciderà all'udienza del 27. Il giudice della prima sezione del Tribunale amministrativo ha fissato un'udienza in Camera di Consiglio per il giudizio cautelare il 27 gennaio. La questione della sospensione del provvedimento è ancora attuale. L'udienza che si celebrerà il 27 è proprio volta di nuovo a valutare la possibilità di sospendere l'ordinanza. Nel decreto il giudice amministrativo sottolinea che gli interessi delle parti sono meritevoli di altissima considerazione e costituzionalmente rilevanti, ma tuttavia allo Stato non sussiste quella situazione di estrema gravità e urgenza che non consente la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio. I 17 genitori hanno intenzione fino alla fine di far valere le loro ragioni. Ritengo che la scuola, come tutte le categorie economiche che non sono di inferiore o maggiore importanza, abbiano diritto ad un piano di rientro sicuro. Siamo molto fiduciosi perché da quello che non da tecnico ho letto nel ricorso mi sembra che il TAR abbia colto il problema e quindi ci aspettiamo una soluzione. Siamo alla cronaca, ennesima truffa ai danni di un anziano. I carabinieri chiamate se avete dei sospetti. Sono gli anziani le vittime prescelte dai truffatori. Il loro obiettivo è avvicinare e raggirare le persone più fragili
quelle che danno fiducia a prescindere, solo perché non pensano alla cattiveria di certi soggetti. Sono tante, troppe le truffe che vedono gli anziani finire in queste trappole. Quando se ne accorgono, a volte è già troppo tardi e lascia in loro un senso di vuoto e shock. C'è un'attenzione molto alta da parte dei comandi dei carabinieri del comando provinciale di Treviso su questo tipo di reati particolarmente odiosi, perché vanno a colpire la fascia degli anziani, di persone sole che spesso accolgono presso le proprie abitazioni questi personaggi senza scrupoli che, pur di far sottoscrivere contratti o acquisire i dati personali appunto di queste persone, non esitano appunto a compiere queste truffe. E nella rete di un trentenne già conosciuto alle forze dell'ordine è caduto un uomo di 88 anni di Castelfranco Veneto. Il truffatore si è recato a casa della vittima presentandosi come rappresentante di una società fornitrice di utenze domestiche. Così, dopo aver parlato con lui, gli ha fatto firmare un contratto per un cambio di utenza. Nulla di anomalo fino a quando nella posta dell'anziano sono arrivate bollette anche di altre utenze, gas, metano ed energia elettrica, di cui lui non ne sapeva nulla. Insomma, il trentenne avrebbe sostituito i precedenti contratti di servizio intestati all'anziano allo scopo di ottenere le provvigioni. L'88enne, per verificare, si è fatto inviare le copie dei contratti e, una volta accertata la firma falsa apposta dal trentenne, ha presentato denuncia ai carabinieri di Castelfranco. L'uomo è stato denunciato per i reati di falsità materiale commessa da privato e truffa. L'appello dei carabinieri. La raccomandazione di fare attenzione, di non far entrare in casa nessuno che non si conosca e, in caso di dubbi, di avvisare subito, chiamare subito i carabinieri, 112, le forze dell'ordine, e anche nel caso in cui si dovesse subire, essere vittime in questi fatti, superare quella che può essere una naturale vergogna e denunciare, perché solo attraverso le denunce possiamo avere contezza, ecco, di questi episodi e poter riuscire a indagare e contrastare questo fenomeno. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in diretta. La sindaca di Susegana giura guerra agli ecovandali con le fototrappole spostabili. Ieri 2 episodi di vandalismo ambientale. Forse pensavi di farla franca ancora, ma la fototrappola ti ha ripreso e non sei l'unico. Hai ricevuto la notifica della sanzione? È quanto si legge sulla pagina Facebook della prima cittadina di Susegana, che della lotta agli ecofurbi ne ha fatto una bandiera. Abbiamo ritenuto opportuno mettere quella fotografia adeguatamente oscurata, per cui la persona non è assolutamente riconoscibile, perché fosse più significativo il grande lavoro che sta facendo l'Ufficio Ambiente insieme, in collaborazione a Contarina, per la repressione di tutti questi abbandoni di rifiuti. Il responsabile per aver abbandonato l'indifferenziata più volte nella via che porta al cimitero è stato pizzicato da una delle 5 fototrappole spostabili dall'Ecovigile di Contarina, in base alle segnalazioni che arrivano. Questo ha permesso di riconoscere l'ecovandalo e di indirizzargli i 600 euro di multa, ma non è l'unico, visto che quello dell'abbandono rifiuti è un problema molto sentito nel territorio. Riscontrare questi abbandoni, in questo caso specifico, del tutto inutili, perché si trattava di abbandoni di rifiuti domestici indifferenziati, quindi ti domandi anche come sia possibile nel 2021 continuare a non differenziare e scegliere poi di abbandonare i propri rifiuti casalinghi. Poi il nostro è un territorio molto vasto, per cui con dei sentieri naturalistici, delle strade poco frequentate, per cui viene anche facile da parte di cittadini di altri comuni rilasciare sacchetti o altro, insomma, anche materiale edile. Proprio ieri, sopra la panchina rossa, simbolo della violenza contro le donne, a Ponte della Priula, sotto la scuola Don Milani, sono state rovesciate verdure e rifiuti organici, gesto immediatamente condannato dal primo cittadino. Una forma di spregio nei confronti di tutte le donne e, se mi permettete, anche dei bambini, visto che la panchina è posizionata sotto una scuola elementare. Non ho capito il significato, comunque è stata ripulita immediatamente.
Un paese attonito, Camalò di Povegliano, per la morte improvvisa di Cristian Tonellato, 43 anni. L'uomo stava facendo il consueto allenamento quando si è accasciato a terra. Nelle vicinanze c'era un'infermiera che è intervenuta immediatamente facendogli massaggio cardiaco. Sul posto è arrivata subito un'ambulanza, ma per il runner non c'era più nulla da fare, a stroncarlo un malore. Titolare di un'azienda nella zona di Paderno, il 43enne era membro del Montello Runners Club e aveva partecipato a decine di gare in tutta la provincia di Treviso. Il funerale si svolgerà sabato 23 gennaio alle 10:30 nell'oratorio della parrocchia di Paderno. L'Ascom di Conegliano traccia il bilancio del 2020 che ha portato molti esercizi a chiudere definitivamente. L'appello alle istituzioni: aiutateci a far risorgere il centro. Il settore dell'abbigliamento, del calzaturiero è quello che ha sofferto di più in assoluto rispetto ad esempio un settore tipo il mio, dei preziosi. Ci sono state delle perdite importanti che oscillano dal 50-60%, quindi il 2020 sicuramente si è chiuso in negativo. La situazione, già critica per l'annoso problema degli affitti alti, è stata aggravata da pressione fiscale dal periodo Covid e molte attività sono state costrette a chiudere i battenti. Via Carducci, via Mazzini, via Vittorio Emanuele, qui le vetrine chiuse si alternano a quelle che annunciano sconti per imminente chiusura e non si prospetta un miglioramento nel 2021. Non siamo riusciti a fare cassetto per poi acquisire la nuova merce e vendere nel 2021. E oltretutto le svendite non stanno funzionando perché gente non ce n'è. Sotto la Corte delle Rose ben 4 negozi su 27 hanno chiuso. I bar che ci sono, nonostante i limiti orari e l'impossibilità di offrire l'asporto, lanciano un messaggio di resistenza: noi ci siamo. Nonostante gli introiti siano miseri, però comunque facciamo vedere che noi cerchiamo di portare avanti la nostra attività nonostante sia il periodo così difficile. L'appello è a far risorgere la vitalità del centro storico. Facciamo una grande richiesta di aiuto perché stiamo veramente morendo, stiamo soffocando, di pensare ai commercianti, di pensare agli esercenti, perché i bar, i negozi ravvivano il centro di Conegliano, cioè sono veramente il cuore pulsante. Se questo muore, che cosa rimane? La cittadinanza onoraria al milite ignoto, la proposta lanciata dall'ANCI nazionale è stata sposata dal Comune di Treviso, che porterà l'iniziativa in Consiglio Comunale il prossimo 27 di gennaio. Onorare la memoria di chi ha combattuto per difendere la patria, chi ha dato la propria vita e che oggi riposa senza un nome, senza un'identità, il milite ignoto. L'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed il gruppo delle medaglie d'oro al valore militare hanno deciso di lanciare una proposta, quella di conferire la cittadinanza onoraria proprio a quei militari morti in guerra, mai identificati. Non poteva mancare la città di Treviso, che è una delle città insignite della medaglia d'oro al valor militare. La cittadinanza onoraria al milite ignoto proprio nell'anno del centenario 1921-2021. L'iniziativa ha raggiunto tutti i comuni d'Italia che stanno già rispondendo. Treviso ha portato la proposta in giunta e sarà inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27 gennaio. E anche come ANCI Veneto la stiamo portando avanti con l'invito ai miei colleghi sindaci di sposare questa iniziativa che serve appunto a riconoscere 100 anni dopo l'importanza dei sacrifici e delle vittime della Prima Guerra Mondiale. Per non dimenticare, per ricordarci quelle persone che hanno sacrificato la loro vita per difendere la nostra patria. In pensione il comandante del nucleo informativo del comando dei Carabinieri di Treviso, Salvatore Gibilisco, a lungo a comando della compagnia di Castelfranco Veneto. Ultimo giorno di lavoro per il colonnello Salvatore Gibilisco, da domani in pensione dopo 40 anni al servizio dell'Arma dei Carabinieri. Ho dedicato la mia vita all'Arma dei Carabinieri e questa grande istituzione mi ha ripagato con grandissime soddisfazioni. Mi mancherà molto il contatto con la gente, la vicinanza verso la popolazione, il rapporto umano. Siciliano d'origine, una lunga permanenza in Veneto tra Rovigo e la Marca, con una parentesi di 8 anni come comandante della compagnia di Castelfranco Veneto, dove ha conosciuto quel rapporto quotidiano di vicinanza con la gente. Non
dimenticherò mai i bellissimi anni trascorsi nella Marca trevigiana, terra di grandi opportunità, laboriosa ed intraprendente, fatta di donne e uomini capaci che conoscono molto bene il sacrificio e il duro lavoro. Un ambiente dove mi sono sentito a casa e ben accolto. A Castelfranco alcuni dei casi più impegnativi della lunga carriera: il tragico sequestro di Iole Tassitani, l'omicidio Gualtieri a Possagno, il rapimento della ragazzina cinese di Vedelago e poi sempre a Vedelago il furto dell'auto con a bordo un bimbo di pochi mesi. Da 2 anni il ruolo di comandante nel nucleo informativo che, dice, lo ha arricchito dal punto di vista professionale. Ma soprattutto per quanto riguarda la cultura antimafia, il terrorismo interno ed internazionale. Sono molto grato e ringrazio i miei uomini, i colleghi del nucleo informativo per l'impegno, la dedizione e la passione che mettono in questo delicato settore. Ora la pensione all'età di 60 anni, ma ancora molte cose da fare. Penso che non è ancora arrivato il momento per dedicarmi al giardinaggio. Vorrei comunque mettere a frutto la mia esperienza e magari continuare a sensibilizzare la coscienza soprattutto dei più giovani ad un maggior senso di fiducia e di responsabilità verso le istituzioni, l'Arma dei Carabinieri e lo Stato. Se n'è andata a Lettorina Ettora Arman, per decenni ostessa dello storico locale di Via Manzoni a Treviso. Aveva 89 anni, martedì pomeriggio i funerali nella chiesa di Santa Maria Maddalena. La cosa che mi è rimasta più impressa è che, e questo lo dico davvero, è che per lei tutti i clienti erano uguali, nessuna, del ricco al povero, del brutto al bello, da quello vestito male, quello vestito bene, li ha sempre trattati allo stesso modo. Questo è quello che la cosa più importante che mi ha lasciato. La Treviso di una volta, la Treviso delle osterie storiche, del calice di vino, della chiacchiera, perde la sua decana. Se n'è andata per un malore improvviso, un infarto, nella casa di riposo di Santa Bona, Ettora Arman, per tutti Ettorina. Aveva 89 anni e Stefano Zanotto, a cui lei stessa ha traghettato l'osteria di Via Manzoni, racconta di quel passaggio di consegne che custodisce come un'eredità preziosa. Per me è stato un onore subentrare a Lettorina, che purtroppo è venuta a mancare stamattina. Abbiamo anche fatto un periodo assieme. Ho imparato quasi più in quei 2 mesi, 3 mesi che in tutta la precedente esperienza. Locale aperto 150 anni fa, nel 1872, su idea del bisnonno Iseppo Arman, arrivato da Col San Martino. Ne fece all'inizio una rivendita di vino. Lei, Ettorina, dietro al bancone ha iniziato a lavorare all'età di 15 anni. Nel 63 il matrimonio con Gino Sartorello. Non c'erano orari, se qualcuno voleva venire a mangiare un po' più tardi, o addirittura per lei non c'erano i giorni di chiusura, perché so che comunque teneva aperto quando c'era una cena, anche se era domenica o il suo giorno di chiusura. Una lunga cavalcata fino agli anni 2000, addirittura la visita in osteria di George Clooney. Nel 2003 il passaggio a Zanotto. Quando l'abbiamo presa non era facilissimo da gestire, insomma c'era un ricambio generazionale, abbiamo tenuto gli anziani che giocavano a carte e lei di questo era molto contenta. Lettorina era una persona di cuore. Mi manca il rapporto con il pubblico, con il palco, ma dobbiamo tenere duro perché tutto questo finirà. Così l'ex Pured Canzian parla di questi mesi lontano dagli spettacoli a causa della pandemia. A me manca proprio l'abbraccio che ero solito dare alle persone che incontravo, perché era una maniera per far sentire il mio affetto, la mia vicinanza. Red Canzian, storico bassista dei Pooh, racconta questi mesi difficili con la pandemia che ha stravolto la vita di tutti. Mi manca il palco, ci dice, spiegando come però questa situazione, che lo sta tenendo lontano dagli spettacoli, gli abbia anche permesso di riscoprire l'intimità di casa sua. Ho consumato 2 bancali di legna nel camino, questo per dirti quanto ho usato la casa, cosa che non facevo mai. Io ho scoperto di avere una casa perché non la vivevo mai con una continuità come adesso. Ma la voglia di tornare a fare musica è tanta e per questo Canzian è già al lavoro su un altro importante progetto. La musica manca e guarda, l'ho verificato in questi giorni perché sto facendo il casting per l'opera su Casanova che ho scritto
ed è successa una cosa che non era mai successa per uno spettacolo qui in Italia. Abbiamo avuto quasi 2000 iscrizioni. Ed è pensando all'amico Stefano Dorazio, che se n'è andato lo scorso novembre proprio a causa del Covid, che Red Canziana rivolge un pensiero a chi ancora oggi nega l'esistenza del virus. Io ho perso un fratello come Stefano, un po' mi arrabbio anche perché dico ma come si può essere così aridamente poco attenti a quello che sta succedendo. Cioè io credo che Stefano non sia morto per sbaglio, è morto per colpa del Covid. Dobbiamo stare attenti, seguire le regole, avere pazienza, dice Canziana, perché prima o poi tutto questo finirà. Non facciamoci prendere dalla tristezza, non facciamoci prendere, non dobbiamo aver paura della paura, dobbiamo essere comunque positivi e abbiamo tutti bisogno di ritornare a sorridere, a vivere, a sperare. Ed ora la nostra pagina da Bellone Provincia. Era affetto da diabete mellito, ma i genitori ignoravano che il figlio avesse tale patologia. Un bambino di 10 anni è stato salvato dal personale medico al punto di primo intervento dell'ospedale di Cortina, dove mamma e papà lo avevano portato in gravi condizioni. Escluso con un tampone si potesse trattare di Covid, i sanitari hanno riscontrato gli elementi biochimici riferibili a una complicanza del diabete mellito di tipo 1, nota come chetoacidosi. L'episodio è accaduto nelle scorse settimane. Con opportuni trattamenti il piccolo è migliorato ed oggi dimesso, ha potuto riprendere la frequenza scolastica. Entro l'estate prossima la stipula dei contratti con le imprese incaricate a seguire i lavori. La task force riunita ieri a Belluno dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Sentiamo. Quando si è costretti a vivere in una situazione di rischio costante anche per l'incolumità altrui, l'imperativo è uno e uno solo: velocizzare i tempi. Per la storica frana della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore non c'è tempo da perdere. Per questo a Belluno l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin ha riunito la task force con le università di Padova e di Firenze, oltre alle direzioni regionali competenti, i tecnici di RFI e il comune di Perarolo. È una frana che purtroppo esiste da diversi anni e abbiamo cercato di trovare delle soluzioni quanto più definitive possibili. Gli esperti hanno convenuto sul potenziamento del sistema di allertamento e sulla messa in opera di interventi strutturali che possano ridurre il rischio frana. Sono interventi di vario tipo che riguardano l'alveo del fiume, quindi sia in destra orografica che in sinistra orografica, in destra per proteggere le abitazioni e l'abitato, in sinistra per cercare di sostenere il piede di frana, ma anche scaricare il carico che grava sulla frana, quindi togliendo metri cubi di materiale nella parte sommitale insieme a vecchie opere che ormai non sono più efficaci, e poi una serie di drenaggi. Sulla parte alta si sta già lavorando anche con i tecnici delle ferrovie. I costi degli interventi non sono ancora stati definitivamente stimati, ma le opere saranno contrattualizzate entro l'estate e i lavori saranno conseguenti. Un ventaglio di azioni concrete con l'obiettivo di garantire la maggiore sicurezza possibile a Perarolo e in particolare a quella parte alta dell'abitato su cui incombe la frana, che lo scorso dicembre ha obbligato una dozzina di persone a stare fuori dalle proprie case per diverse settimane. L'allarme è lanciato dalla CISL attraverso Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL di Belluno e Treviso. I numeri sono numeri e non lasciano spazio a interpretazioni. Quella montana è la provincia veneta che nel 2020 ha maggiormente fatto ricorso alla cassa integrazione perché interi settori sono in ginocchio, a cominciare dal turismo ai comparti della moda e dell'occhialeria. Non è più differibile un piano di rilancio delle politiche attive per ricollocare e riqualificare i lavoratori che hanno perso il lavoro, e servono ristori immediati per permettere la sopravvivenza delle aziende, a partire da quelle del commercio, della ristorazione, del turismo alberghiero, che rischiano di essere spazzate via dalla crisi. Più si usano i computer, più si sta collegati in rete, più c'è il rischio di reati informatici. A Belluno in quest'ottica è stata potenziata la struttura della polizia postale. Lo smart working da una parte e la DAD dall'altra sta di fatto che a causa del Covid tanto i giovani come gli adulti si sono trovati a usare il computer molto più di quanto non facessero comunque già prima. I rischi sono aumentati, la polizia postale mette in guardia.
E a Belluno, dove nell'ultimo anno si sono registrate 75 denunce e 38 persone indagate, amplia i propri uffici collocandoli nel centralissimo Palazzo delle Poste. Con la situazione di quest'anno, col Covid, i reati informatici sono aumentati, hanno sicuramente avuto un'evoluzione verso l'alto. La Polizia Postale fa proprio questo, cerca di arginare i fenomeni che riguardano appunto la criminalità informatica, le truffe online, le frodi. Per i ragazzi il rischio è concreto. Voi capite che con la didattica a distanza i minori rimangono più ore davanti ai propri computer e più ore sono a disposizione di quelle persone che cercano di avvicinare. Anche le aziende però devono elevare il livello di guardia. I reati che sono aumentati in questo momento sono stati quelli di attacco alle strutture informatiche sensibili, perché la diffusione massiva dello smart working ha sì creato un'agevolazione nel effettuare attività anche lavorative da casa, ma ha anche creato delle vulnerabilità più elevate nei confronti delle strutture sensibili. Parliamo di grandi aziende, qua nel Bellunese ne avete sentito parlare forse di Luxottica, di quello che sono stati attacchi per bloccare queste infrastrutture informatiche per poi avere un riscatto. La provincia di Belluno perde un artigiano speciale, Gianfranco Pittarelle, il calzolaio del Papa, appellativo che si guadagnò sul campo per aver realizzato per Papa Paolo VI, per Papa Giovanni Paolo II, delle speciali calzature. Pittarelle, originario di Feltre, è morto ieri sera all'età di 86 anni a Torino, città che lo aveva accolto molti anni fa, pur se il suo legame con il bellunese non si era mai affievolito. Nel 2012 a Pittarelle la provincia conferì il premio Bellunesi che onorano la provincia nel mondo. E questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. La perturbazione atlantica giunta nelle scorse ore entra nel vivo. Nella giornata di venerdì 22 gennaio avremo un tempo spiccatamente instabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di forte maltempo con precipitazioni diffuse, vedete, su tutte le province della regione, dapprima generalmente deboli ma in intensificazione durante il pomeriggio. Attenzione perché localmente i fenomeni potrebbero risultare anche di moderata intensità. Limite delle nevicate a 1100-1400 metri sulle Prealpi, a 800-1100 metri sulle Dolomiti. Forte vento di libeccio. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra i 6 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà del tutto simile, con piogge diffuse ovunque, a tratti intense e con quantitativi abbondanti. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 10-11 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, lo vediamo, ancora precipitazioni diffuse ovunque, un po' per tutto l'arco della giornata. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 5 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3.